Dagli sfalci di Borgo Stazione alla questione del patrocinio all'FVG Pride di Lignano, le abbiamo chiamate spine della maggioranza e il vice sindaco Venanzi ci ha detto la sua al riguardo sulla macchina dell'amministrazione comunale pronta a tornare alla piena operatività. Ovviamente in maggioranza si discute sempre, lo si deve fare, chiaramente altrimenti non saremo una maggioranza. I temi all'ordine del giorno sono quelli che citavate poco fa, discuteremo molto tranquillamente, io sono molto laico, voglio dire, quindi è una maggioranza che su questo tema, per esempio sul Pride, ha le idee abbastanza chiare, è naturale comprendere qual è la strada migliore che rappresenti tutte le sensibilità che sono presenti all'interno. Ci sono vari punti, ma soprattutto l'obiettivo di oggi è ripartire, per chi, come dire, si è fermato, io un po' meno rispetto agli altri, ma è chiaro che ripartire con quelle che sono la linea delle priorità, insomma da qui al prossimo anno da mettere in fila, quindi vedere a che punto siamo sul programma elettorale e soprattutto quali sono le priorità che vogliamo portare avanti in maniera più veloce per la città. Quindi un check normalissimo che in un'azienda si fa costantemente, anzi si fa a livello trimestrale e quindi noi non vogliamo essere da meno e lavoriamo in questo modo. Tra i progetti che decolleranno da settembre la formazione dei vigilantes di quartiere per la sicurezza partecipata. Questa cosa qua deve essere affrontata con grande serietà ma anche con grande distensione, quindi non c'è la politica dietro questa cosa qui, ma c'è la volontà di rendere più sicura la città per quello che può competere a un comune, perché evidentemente noi non facciamo gli sceriffi ed evidentemente questo tema è in mano alle forze dell'ordine. Credo che l'assessore Tofano abbia fatto un buon lavoro, i comitati che nascono sono una notizia positiva perché evidentemente c'è voglia di partecipare su questo tema qua, ora va convogliato, credo, questo ragionamento, questo impegno, queste energie che stanno emergendo vanno convogliate in questo sistema che è nato per quello, riconosciuto dal Ministero degli Interni, quindi dal Governo nazionale. Tanti motivi anche per sorridere ovviamente, con Friuli Doc alle porte e poi successi della mostra di Berengo Gardin, senza dimenticare l'Udinese. Più incisivi a monte, ma questo è un lavoro che evidentemente spetta a noi, sì, d'accordo, ma in collaborazione con Promoturismo, quindi la Regione che è il braccio operativo su questo tema, lavorare di più, lavorare meglio sulla comunicazione esterna. Lazio dove l'ha vista, vice sindaco? E l'ho vista allo stadio ovviamente, e quindi Bene, ha portato bene, non lo so, insomma a me piace pensare così, però insomma abbiamo giocato molto bene, ecco, rispetto al campionato dell'anno scorso era un altro vedere, era un altro giocare, quindi speriamo che col Como il prossimo giro sia un po' lo stesso film. Dai.